Signor, dal mondo dove vivevo, quale amor mi copriste col tuo sangue, mi riempiste della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Gloria a Dio. Così continuiamo con la 508, lì vicino, la prossima. Una lode molto conosciuta per tutti, così possiamo lodare a Dio con tutto il nostro cuore. Amen. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Gloria a Dio. Quella è proprio la ragione giusta perché Dio ha permesso che noi possiamo essere in questo mondo. Amen. Così lodiamo con un'altra. Grazie a Dio è arrivato il pastore, abbiamo arrivato tanti altri. Siamo tutti benvenuti. Amen.
603, ancora non mi posso per bene il numero in italiano. 603, amen. Amen. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Con lodi noi te esaltiam, dillo di un trono ti prepariam, dillo di un trono ti prepariam, dillo di un trono ti prepariam, perché tu, oh Signore, sei Re. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Con lodi noi te esaltiam, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, viene e reina, Signore, su noi. Viene e reina, Signore, su noi. Gloria a Dio. Pace a tutti, fratelli. Volevo invitare la sorella Neuma per fare una preghiera e dopo passiamo la parola ai pastori, amém? Salute a tutti con la pace del Signore. Com'è bello vedere i fratelli qui. Sono i fratelli che da un po' e noi ci vediamo. Gloria a Dio. Preghiamo. Signore Dio, noi siamo realmente, Signore, felici perché siamo qui, Signore, in questo giorno così speciale. In questo giorno, Signore, e noi festeggiamo, Signore, la libertà che il Signore ci ha dato, il sacrificio che il Signore ha fatto per noi. Signore, noi siamo grati, Signore, in questo momento e chiediamo che il Signore possa ricevere la nostra adorazione in questo culto. Signore, noi ti chiediamo anche che il Signore possa benedire, Signore Gesù Cristo, la vita di ogni fratello in questo momento. Siano radunati, Signore, in altre chiese per adorare il tuo nome. Signore, in tutte le nostre congregazioni, Signore, che hanno avuto la mattina, il Signore possa stare presente con loro, e il Signore possa, il tuo Spirito possa movimentarsi, Signore, lì, assim come il Signore farà qui, Signore. E noi possiamo oggi, Signore, ter un'adorazione sincera, Signore, e noi possiamo oggi, Signore, ser grati per questo momento, perché noi sappiamo che tanti, Signore, non hanno questa opportunità di fare la Santa Cena, Signore Gesù Cristo, di adorarti riuniti, Signore, in un luogo tutti insieme. Signore, noi siamo grati per questa opportunità, noi ti rendiamo gloria, Signore, in questo momento, e il Signore possa, Signore Gesù Cristo, portare altre persone in questo posto,
posto. Rompi ogni catena, Signore, e non lascia il tuo popolo arrivare qui, Signore. Reprendemos, Signore, nel tuo nome ogni disillusione, ogni tristezza, Signor Jesus Cristo, e le persone rimangono a casa perché non hanno forza per venire, e nel nome di Gesù Cristo, Signore, e tutto questo male, e tutto questo sentimento venga a essere usciti di quello luogo, di quella casa, nel nome di Gesù, Signore, e noi possiamo sempre avere la gioia di venire qui, Signore, a adorarti, perché il Signore è degno di ogni adorazione. Signore, noi sappiamo e senza di te noi non andiamo avanti, Signore. Noi abbiamo bisogno della tua presenza, abbiamo bisogno del tuo Spirito Santo che guidi, Signore, nella nostra giornata. Signore, e tu, Signore, possa stare con noi oggi e tutto venga a essere, Signore, per te. Signore, noi siamo qui per fare per te la nostra adorazione. Nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni fratello e nel nome di Gesù Cristo. Amém. Ora passiamo la parola ai pastori, così lui dà prosseguimento al culto. Amém? Graça, la grazia di Dio ci basta. Grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora, fratelli? Grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Saluto a tutti nella pace del Signore. Che meraviglia poter essere qui insieme per lodare il Signore, per rendere gloria al nome del Signore che è il Santo di Israele. Felice di vedere i miei fratelli e ringraziamo il Signore per ogni cosa, perché il Signore è buono in ogni tempo. Mettiamoci in piedi e leggiamo la parola del Signore. Vorrei invitarvi a aprire la Bibbia nel libro di Numeri, capitolo 22. Molto felice di vedere Mirand, Fausta, che Dio benedica questa coppia benedetta con tante benedizioni, e tutti i miei fratelli che seguono servendo al Signore. Numeri, capitolo 22. Dal versetto 1, dice così la parola. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Balac, figlio di Zippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorrei, e Moab ebbe grande paura di questo popolo, che era così numeroso. Moab fu preso dall'angoscia a causa dei figli di Israele. Perciò Moab disse agli anziani di Madian: Ora, siamo qui?
Ora, questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi. In quel tempo Balac, figlio di Zippor, era re di Moab. Ele mandou ambasciatori da Balaam, filho di Beor, a Petor, che sta sul fiume, suo paese d'origine, per chiamarlo e dir-lhe: Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto. Esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Vieni dunque, te ne prego, e malediscimi questo popolo, perché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo via dal paese, perché so che chi tu benedici è benedetto, e chi tu maledici è maledetto. Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono portando in mano la ricompensa per l'indovino. Arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Balac. Balaam disse loro: alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta secondo quello che mi dirà il Signore. E i principi di Moabi stettero da Balaam. Dio si avvicinò a Balaam e gli disse: chi sono questi uomini che stanno da te? Balaam rispose a Dio: Balac, figlio di Zippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto ricopre la faccia della terra. Ora vieni a maledirmelo. Forse riuscirò così a combatterlo e potrò cacciarlo via. Dio disse a Balaam: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché è benedetto. Balaam si alzò la mattina e disse ai principi di Balac: andatevene al vostro paese, perché il Signore non mi ha dato il permesso di andare con voi. I principi di Moabi si alzarono, tornarono da Balac e dissero: Balaam ha rifiutato di venire con noi. Allora Balac mandò di nuovo dei principi in maggior numero e più importanti di quelli di prima. Questi arrivarono da Balaam e gli dissero: così dice Balac, figlio di Zippor, che nulla ti impedisca di venire da me, perché io ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledice questo popolo. Ma Balaam rispose e disse ai servi di Balac: anche se Balac mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore, del mio Dio, per fare cosa piccola o grande che sia. Non di meno trattenetevi qui, anche voi stanotte, affinché io sappia ciò che il Signore mi dirà ancora. Durante la notte Dio venne da Balaam e gli disse: se quegli uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro, soltanto farai ciò che io ti dirò. Balaam quindi si alzò la mattina, selò la sua asina e andò con i principi di Moab. Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato, e l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. Balaam cavalcava la sua asina e aveva con sé 2 servi. L'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, svoltò e prese la via dei campi. Balaam percorse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse al muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro, e Balaam le percorse di nuovo.
L'angelo del Signore passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore, si sdraiò sotto il Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percorse l'asina con un bastone. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina, che disse a Balaam: che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta? Balaam rispose all'asina: perché ti sei fatta beffe di me? Se avessi una spada in mano ti ammasserei all'istante. L'asina disse a Balaam: non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita a farti così? Ed egli rispose: no. Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vorrei aggiungere questa preghiera e lodare te per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di essere qui insieme e lodare il tuo nome perché tu sei grande, tu sei magnifico, tu sei il Signore. Continua, Padre, con le tue mani stese su di noi, aiutaci in ogni cosa. Ti prego di guidarci sul sentiero di giustizia per amor del tuo nome, Signore. Ti prego, Signore, per i miei fratelli che sono presenti e per quelli che sono assenti, per via della malattia, per un problema, per una situazione. La tua parola dice che tu dai forza al debole e rialza il caduto. Fai così, Signore, dai gloria al tuo nome tramite la nostra vita, che oggi possiamo sentire la tua parola ministrata dal tuo Spirito ai nostri cuori. Ti prego che ogni parola che tu ci darai possa essere, Signore, di rimedio per la nostra anima, salute per il nostro spirito e rinnovo per la nostra carne, Signore. Nel nome di Gesù, continua con i tuoi servi, pastori, ministri, operai, missionari, servitori tuoi che sono nel campo a lavorare, Signore, proclamando il tuo Vangelo di pace. Continua al controllo di ogni cosa, è quello che ti chiedo. Guarisce i malati, Signore, tu sai la nostra necessità, tu sei il Signore medico dei medici, tu sei la salute delle nazioni e operando te, chi può impedire? Grazie, Signore, di tutto, sia con noi, nel nome di Gesù. Amen. Perché Egli vive, in un futuro io crederò, perché Egli vive, non temerò, ma io lo so che la mia vita è nelle mani di Cristo Gesù, che col Padre sta. Ancora, perché Egli vive, in un futuro io crederò, perché Egli vive, non temerò, ma io lo so che la mia vita è nelle mani di Cristo Gesù, che col Padre sta. Amen. Accomodatevi, fratelli. Io vorrei invitare i bambini per la classe felice e dire alla Chiesa che per me la cena del Signore è un culto, tutti i culti sono importanti, ma la cena del Signore è il culto più solenne
solenne, intimo della Chiesa. Abbiamo bisogno di veramente comprendere non solo l'importanza della cena del Signore, come l'impegno che abbiamo con il Signore spiritualmente. E noi ci riuniamo una volta al mese per celebrare questo momento, questo culto solenne, come Lui ci ha detto, fate finché io venga. E quindi, fratelli, noi abbiamo davanti a noi il memoriale, ma non solo il memoriale, ma la promessa, perché Lui ha detto: io non verrò più con voi finché verrò nuovo nel regno del Padre mio. Quindi Lui verrà, e quando verrà ci porterà, e noi celebreremo non qui, ma là con Lui. Ma mentre siamo qui, Lui ha detto di fare finché Lui venga. E a volte noi non diamo il valore necessario a questo memoriale, a questa cerimonia. E è molto importante che la Chiesa capisca che la cena del Signore non è solo un culto, è un comandamento. Lui ci ha ordinato, è un ordine. E ogni mese, la prima domenica del mese, siamo qua radunati. I fratelli che sono membri della Chiesa, che hanno la responsabilità spirituale nel corpo di Cristo, hanno questo impegno, perché è il rinnovo della nostra, del patto, dell'alleanza, della nostra anima, è il rinforzo dell'anima la cena del Signore. E a volte uno dice: io non mi sento di farla, io non vengo, e non si preoccupa di farla, non si preoccupa di avvisare, di comunicare, di dire: pastore, non vengo, ma quando posso venire a fare? Sono malato, c'è il diacono, ci sono i diaconi, ci sono i fratelli, e noi portiamo la cena del Signore a casa dei malati, come dice la parola, assistendo i malati. Quindi non possiamo saltare per una bischerata o per comodità. Quindi io, come vostro pastore, vi esorto, non consiglio, perché non è un consiglio questo è una esortazione, di fare sul serio questo memoriale, perché è un impegno, una responsabilità che abbiamo. Come le bollette che arrivano dobbiamo pagare, no? Come l'affitto ogni mese dobbiamo pagare, come tutto che facciamo abbiamo la responsabilità di mantenere. La cena del Signore è un impegno che la Chiesa ha, non solo con il pastore, ma con il Signore prima e con il corpo. È l'unità del corpo, e questa unità è molto importante. Io so che qui ci sono persone che sono venuti nonostante non potevano venire. Io sono uno di esse. Ma io so il mio impegno. Non è che ho meno dolore oggi, è perché so il mio impegno, la mia responsabilità con il Signore. E ognuno deve avere la sua. So che questa parola deve a volte è pesante, ma noi siamo grandi, no? E i grandi devono sentire anche il dovere. E nella vita ci sono le cose che sono che possiamo scegliere di fare, e ci sono cose che dobbiamo fare, è vero o no? E la cena del Signore per i membri battezzati in acqua è un dovere. Amen? Che non mi pesa, anzi è gioia. Ci sono 2 posti qua. È gioia per me. Quindi che sia gioia per tutti. Che sia gioia per tutti. Di qua, fratelli.
è gioia per tutti. Così possiamo noi rendere gloria al nome del Signore e farla con gioia, non con peso del dovere che oggi piove, io devo lavorare. No, io sono contento quando mi hanno detto andiamo a casa del Signore. Amen? Quindi vorrei esortare la Chiesa a questo, perché è importante e che possiamo mantenere il ritmo, no? Oggi è la seconda cena del Signore di questo anno, siamo già a febbraio, 1 febbraio, e ci sarà tutto l'anno. Non mancate, non mancare. Ogni mese, se tu per una situazione non può venire la domenica, una domenica che sia una domenica che non sia la cena del Signore, perché la cena del Signore tu manchi solo se tu sei malato. Amen? E non puoi proprio camminare e sei proprio a letto, ma la cena del Signore è una responsabilità. Così noi celebriamo con responsabilità e con gioia, perché il Signore ci ha detto io presto vengo. Amen? Gloria al Signore. Vorrei invitare i bambini per lodare al Signore. Venite qua davanti, i bambini, i miei preadolescenti, i miei adolescenti, per lodare al Signore qua davanti. E mentre loro lodano al Signore, noi offriremo al Signore con le nostre decime, le nostre offerte, fatte con gioia. Sappiamo anche che noi abbiamo una responsabilità economica come membri della Chiesa, e questa Chiesa, io dico sempre, sono andato in Svezia e in Svezia la Chiesa è mantenuta dallo Stato. Lo Stato mantiene la Chiesa, ma una sorella in Svezia mi ha detto così: pastore, qui c'è organizzazione, ma non c'è più spiritualità, perché dove non c'è sacrificio, non c'è fuoco. Sull'altare, se non c'è sacrificio, non c'è fuoco. Se tu vuoi vedere gloria di Dio sulla tua vita economica, mi sentite? Mi sentite, fratelli? Se tu vuoi vedere gloria di Dio nella tua vita economica, sacrifica, perché allora verrà fuoco dal cielo. Amen? Verrà gloria di Dio. Gloria al Signore. Quindi i bambini lodano al Signore e vorrei chiedere ai diaconi di servire la Chiesa facendo la raccolta delle offerte. Vorrei chiedere al fratello gloria a Dio. Wallace per fare la preghiera. Alziamo in piedi per fare questa preghiera per la colletta, decima e le offerte per la casa di Dio. Amen. Signor Dio, siamo qua riuniti in questo culto, Padre. Ti chiediamo che la tua Chiesa possa essere prospera, perché c'è il mantenimento della Chiesa, che possa dare al nostro fratello lavoro, che possa dare loro un cuore benevolente per la tua Chiesa, oh Pai, ti ringraziamo. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Amen. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto.
sento che Egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia! Quando i cieli si apriranno, che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Lo sento dentro me, son certo che Egli è qui. Lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia! Quando i cieli si apriranno, oh, che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia! Quando i cieli si apriranno, oh, che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. Signore, in questo momento vorrei chiedere anche per la vita di questi bambini, che tu possa benedirli, che crescono nella tua presenza e che possano diventare uomini, donne, Signore, che temono a te, che i suoi genitori possano, Signore, guidarli sulla tua parola e che loro e la loro casa possano servire te, non solo oggi ma per sempre, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Gloria a Dio. Vorrei condividere una parola da parte di Dio con la Chiesa, meditare su quello che il Signore ci ha proposto al cuore. Oggi abbiamo davanti il testo biblico che parla una storia molto conosciuta di Balak e Balaam, due uomini. Uno era un re di Moab, un popolo pagano, e un altro era profeta. E invece il profeta era un profeta di Dio, perché nell'Antico Testamento i fratelli sanno che ci sono i ministeri, e in quell'epoca c'era il ministero profetico. Ci sono alcune chiese che credono ancora al ministero profetico. E Gesù ha detto che Giovanni è stato l'ultimo profeta. Quindi se Gesù ha chiuso il ministero profetico, noi capiamo che da Gesù in poi non ci sono i profeti. Da Gesù in poi ci sono persone usate dallo Spirito Santo in profezia, perché noi crediamo nella totale, completa attualità dei doni spirituali. Amen? Che questi doni sono diversi, come Paolo ha detto, che è il dono della parola, di saggezza, il dono della scienza della parola, il dono di guarigione, il dono di profezia, il dono di interpretazione di altre lingue. E quindi ogni dono viene dallo Spirito Santo, che prima scendeva su una persona scelta da Dio e adesso vive dentro delle persone che credono in Dio tramite
Gesù Cristo. Quando noi abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore, abbiamo ricevuto questo timbro, come i bue sono timbrati col fuoco, anche noi siamo timbrati col fuoco. Quindi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che è la nostra guida, come lo stesso Gesù ha detto: e io vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, che guiderà, no? Che convincerà l'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio. Molte volte noi confondiamo lo Spirito Santo con la coscienza e diciamo: io dormivo e mi veniva quel pensiero di quello che ho fatto, di quello che ho detto. La coscienza è uno studio ancora più profondo, perché tutti gli uomini vengono da Dio, no? E sono creati da Dio. E noi abbiamo in noi, nel nostro DNA, parte di Dio. Infatti la parola dice che la carne torna alla terra, da cui è venuta, e lo spirito torna a Dio che gli ha dato. Quindi, quando noi parliamo di coscienza, noi parliamo non dello Spirito di Dio, ma della parte di Dio che esiste in noi, che ci fa ragionare, pensare e dire: questo non va bene. In più, nei credenti, noi abbiamo lo Spirito Santo, perché la coscienza né sempre ci dà la chiarezza, invece lo Spirito Santo ci dà la chiarezza, comunica quello che noi facciamo di modo chiaro. Perché? Perché ci comunica la parola di Dio. Ieri ero qui con gli uomini, mi dispiace per quelli che non sono venuti, ma eravamo qui un bel gruppo di uomini studiando la parola insieme, condividendo, e il nostro tema è stato onestà. Che onestà è un comportamento, sincerità è la comunicazione e verità è un fatto. E Gesù ha detto: io sono la verità, ossia io sono reale. Quindi cosa comunica lo Spirito Santo a noi che abbiamo la coscienza? La verità. Amen? Quindi chi ha lo Spirito Santo non può pensare: io penso così, o per me è così, perché chi ha lo Spirito Santo comprende la verità e sa che o è o non è, come Gesù ha detto in Matteo 5,37, sì, no, o è o non è. Amen? Quindi abbiamo bisogno di questo Spirito Santo, non per avere soltanto una sensazione di pentimento o di dubbi di quello che stiamo facendo, ma per avere chiarezza di quello che scegliamo e che vogliamo seguire. E la parola del Signore dice che nell'antico lo Spirito veniva sul profeta che era consacrato al Signore. E questo profeta, tramite lo Spirito Santo, profetizzava, riceveva il messaggio profetico. La parola dice che Balaam era questo profeta di Dio in quel tempo. E sapendo Balac che il popolo di Dio era numeroso, possiamo ripetere questo? Numeroso. Perché voglio che ripetete questa parola, numeroso? Perché in Dio c'è crescita. Amen? In Dio c'è crescita. Quindi il popolo di Dio era
Il popolo di Dio era? Perché in Dio c'è? È impossibile uno che sia in Dio non crescere. È impossibile. Perché in Dio tutti devono crescere. Amen? Quindi il popolo cresceva. Il popolo era benedetto perché in Dio c'è benedizione. In più della crescita, in Dio c'è la benedizione. E questo ha causato, queste caratteristiche hanno causato paura a chi? Al nemico, al Moabe, all'empio. Ha causato scomodità all'empio che vedeva la prosperità del giusto. E noi, se meditiamo su Salmo primo, la Bibbia dice che l'uomo che teme all'Eterno sarà come l'albero piantato a fianco le rive d'acque, che le sue foglie non appassiscono e che al suo tempo dà il suo frutto. Ma invece non è così l'empio, la parola dice. È come foglia che il vento porta via, secca, non ha costanza, non cresce, gonfia. Allora quell'empio ha guardato tutto che aveva. Facciamo un paragone. Moabe aveva una terra, sì o no? Sì o no, fratelli? Moabe aveva un regno, sì o no, fratelli? Moabe aveva ricchezza, sì o no? E perché avere invidia del popolo di Dio? È vero o no? A volte io mi fermo a pensare come mai Balak ha avuto paura di Israele, umanamente parlando, perché lui aveva esercito, perché essendo un re e essendo un regno aveva un esercito, sì o no? Lui aveva le armi, sì o no? Lui aveva tutte le condizioni per combattere, ma nonostante avendo tutto, aveva paura di un popolo pellegrino che abitava in tende, che non aveva un esercito, che non aveva stabilità, perché loro non avevano un regno. Ma qual è la differenza? Che loro avevano un Dio. E ci sono persone che stanno cercando terra, regno, potere, ricchezze, ma si dimenticano che niente di questo vale se non abbiamo Dio. Perché tutto ciò che ho detto qua è solubile e finiscono. Perché sono cose di questo mondo. La Bibbia dice che Daniele, pieno di Spirito Santo, ha detto: Dio cambia re, cambia tempo e cambia ora. Quindi Daniele esprimeva la condizione momentanea, temporanea dei re. Quindi i re sono solubili,
passano, hanno un tempo. E sa qual è il tempo di un regno? Il tempo di vita di un re. Sa il tempo della tua casa, della tua famiglia? È il tempo della tua vita. Perché quando muori, viene un'altra famiglia. Perché la famiglia del tuo figlio non è la tua famiglia. E passa. Quante persone dicono: ma io sono cresciuto così, mio papà mi ha insegnato così, e adesso io insegno di un modo diverso. E quegli insegnamenti non passano di generazione in generazione, finiscono, perché quell'altro c'ha un'idea, un esempio. Abbiamo diversi esempi, come qua a Firenze, il sindaco di Firenze è discendente di ebrei, ma lei c'è la bandiera della Palestina lì e fa proprio linea politica sinistra, ma lei discende dagli ebrei. Ha cambiato perché? Perché non ha perseverato nei suoi insegnamenti, e anche perché i re finiscono. Non c'è stabilità nei re. Non c'è proprio. Perché i re di qua sono fatti sugli umani, e gli umani finiscono. Comunque, fratelli, Balak aveva questa paura avendo tutto, ma lui si è accorto che Israele aveva qualcosa di diverso e sapeva tutto quanto Dio di Israele, il Dio di Israele, li aveva fatto nel percorso della storia fino ad arrivare lì. La paura di Balak non era Giosuè. La paura di Balak non era la spada di Giosuè, né la spada di Caleb, no? La paura di Balak non era la ricchezza di Israele. La paura di Balak non era la potenza di Israele. No. La paura di Balak era il Dio di Israele. E perché a volte noi dimentichiamo e pensiamo: è la mia forza, è la mia intelligenza, è perché io sono così, è perché sono bravo, è perché sono pronto, è perché sono sempre a fare, è perché sono in movimento, è perché provvedo, mi alzo, mi sdraio, non dormo, e tutto che esiste ho fatto io. No. Non dimentichi che tu sei un pellegrino, abitante di tenda, e che non hai niente. Se non fosse il Signore, ora dica Israele. Alleluia! Dimentichiamo la nostra fragilità, la nostra debolezza, e quando abbiamo un pochino di cose pensiamo: io posso. Andiamo dai psicologi perché loro vogliono dirci: tu devi guardarsi allo specchio e dire: io posso. È vero o no? Si paga 100 euro per sentire questo. Non è che sto rifiutando, è importante fare le terapie. Se bisogna, è come andare dal cardiologo: se hai bisogno nel cuore devi fare. Ma non è la soluzione. Non è proprio la soluzione. È un rimedio, perché gli uomini rimediano, ma non risolvono. Quando noi vediamo questa generazione che purtroppo è molto debole, ma deboli non nel senso di dipendere da Dio, è debole per il fatto di sentirsi forti.
Non si dice più grazie a Dio. Non si dice più se Dio vuole. Non si dice più a domani se Dio vuole. Non si chiede più la benedizione ai genitori, perché non bisogna, basta lavorare. C'è lavoro. Come ho sentito questi giorni. Qui uno subisce se vuole, perché lavoro c'è. No, non è così. Basta che la vita, il Signore la sviti un pochino così, e vedi come cammino male. È la vita che Lui ha svitato un pochino, perché ha detto: stai camminando troppo veloce. Ti svito un pochino per fermarti, perché voglio parlare con te. Ognuno ha una vita e Lui sa dove è la tua vita e la svita per fermarti. Fratelli, non abbiamo dominio di nulla. Un regno potente come Moabe, con paura di Israele, perché sapeva che tutto che aveva era insufficiente davanti a Dio. Quando noi ci accorgiamo che tutto che abbiamo è insufficiente davanti a Dio, o noi ci sottomettiamo a Dio, o noi periremo come gli empi. E Pietro ci consiglia: fratelli, umiliatevi sotto la potente mano dell'Eterno, perché al suo tempo ti innalzerà. Ma non vogliamo, perché la generazione attuale ci spinge a dire: io posso, guarda come sono bello, guarda come sono forte, guarda, io sono in gamba. Sono queste parole che ci spingono e che ci motivano. No, fratelli, noi dobbiamo tornare alla dipendenza del Signore e dire: Signore, in pace mi sdraio e in pace dormirò, perché tu mi fai dormire in sicurezza. Non è la telecamera che mi proteggerà, non sono i carabinieri che mi proteggeranno, non è un muro forte che mi proteggerà. No, la Bibbia dice che le guerre si alzano, che le acque schiumano, ma c'è un fiume in cui rive rallegra la città di Dio, e questa non viene smossa. Il vento passa. A volte questo vento leva via anche un po' di foglie, quei fiori belli che noi volevamo tenere per sempre. Quante cose hanno passato nelle tue mani? Quante cose sono passate nelle tue mani in questi anni? Cose che tu sei contento che è passato, e cose che tu sei scontento perché è passato e tu non hai tenuto, ma è passato. E cosa faremo? Piangeremo su quello che è passato? Il salmista ha detto: alzo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Lui stava dicendo: io mi fiderò e mi fido a colui che ha il controllo nelle atmosfere che io non raggiungo, e anche nell'atmosfera che io raggiungo. Io mi fido a colui che ha il controllo nei cieli e sulla terra. Perché a volte noi diciamo: ma il controllo è mio qua, io faccio questo. No, abbiamo perso la dipendenza di Dio nelle minime cose, in decidere il domani, in pregare per il pane. Vedevo una persona mangiando, ma non è critica, perché l'ho corretto. Questa è un'esortazione.
non si prega più per mangiare. Vedete che abbiamo perso la dipendenza nelle minime cose. Quando si riceve lo stipendio, tu preghi, ringrazi, sei dimenticato di ringraziare. Perché tu vedi lo stipendio adesso come un peso, non è più benedizione, perché non è più sufficiente. Ah, ma non sarà mai sufficiente per chi non si fida nel Signore. Non si ringrazia più per il lavoro che c'è. Vado a lavorare. Signore, grazie di questo lavoro, Signore. Grazie di questo stipendio. Oh Signore, grazie di questo che ho acquistato. La Bibbia dice: fai i tuoi piani, consegna al Signore. Lui ti darà risposta dei tuoi piani. Molte volte noi facciamo piani ma non consegniamo al Signore. Facciamo piani secondo le nostre forze, le nostre abilità, la nostra intelligenza, la nostra capacità. Ma se Dio chiude, nessuno apre. Se Dio chiude, nessuno apre. E tu hai già provato questo, sì o no? Alleluia! Rova, mi canto, rebia. È assim, è così. Se Dio chiude, nessuno apre. È invano insistere. Ma quando Dio apre, nessuno chiude. È crisi. Mi ricordo, e apro un parentesi, lavoravo lì in Brasile e mi ricordo una crisi che abbiamo avuto in Brasile e che il capo mi ha mandato è venuta una informazione, io ero ancora di una categoria, era dell'amministrazione, ecco. E è venuto quella lista, io non sapevo che nome c'era in quella lista, ma si doveva dimettere parecchie persone perché il Brasile era in una crisi economica e la ditta non poteva tenere più la quantità di impiegati e io non sapevo se ero in quella lista, come tutti non sapevano, ma nello stesso momento che è venuta la lista è arrivata una mail al capo. La lista c'erano i nomi di dimessi, in quella mail c'erano i nomi di quelli che venivano promossi. E in quell'anno, nella crisi, invece di essere dimesso, sono stato promosso. Fratelli, chi apre è Dio, non dobbiamo avere paura. La Bibbia dice che le frecce volano di giorno e di notte. Balaam non aveva bisogno di Balac per nulla. Metti la mano nel tuo cuore e dici a te stesso questa parola: io non ho bisogno del mondo per nulla. Perché Balac rappresentava il mondo e Balaam rappresentava il mondo spirituale, i credenti. Ma la Bibbia dice che nel primo momento che Balaam riceve l'offerta di Balac, è andato a consultare Dio. Ma scusa, Balaam era profeta di Moab o era profeta di Israele? Lui doveva seguire Dio o seguire Balac?
come mai lui si è permesso consultare Dio? Capito? La cosa che voglio dire è che Balaam non aveva bisogno nemmeno di aprire la porta a Balac per dire vada a consultare Dio per sapere qual è la posizione di Dio su questo. Sa perché Balac è venuto da Balaam? Sa perché Balac è venuto da Balaam? Perché ha trovato una breccia per entrare. Il nemico sa cosa ti può offrire. È vero o no? Il nemico sa quale offerta ti piacerà di più. Il nemico sa cosa ti farà dondolare nei pensieri. Il nemico sa. Quando ha insistito a seconda volta, Balac non ha mandato gli uomini semplici, ha mandato i principi di Moab. Ossia, questo ci fa capire che Balac ha mandato i principi perché Balaam cercava onore. Ma perché lui cercava onore? Se aveva lo spirito di Dio, se aveva Dio, era un profeta di Dio. Onore di Balac, onore degli uomini. No, ma lui ha rifiutato. Ha rifiutato perché il Signore ha detto a lui di no. E lui ha detto, no, se Dio dice a me così, io farò quello che dice il Signore. Ma suo cuore desiderava quello. Paolo dice, non vivo più io, Cristo vive in me. Fratelli, ammassare la carne non vuol dire prendere una corda e mettere alla gola e strapparci. No, ammassare la carne vuol dire alla carne, tu non hai controllo su di me, io non sono aperto a negoziazione. E ci sono persone che sono diventate un commercio e che Satana sa cosa può venire a offrire per comprare quello che ha, contraccambiando lo spirituale, togliendo lo spirituale e aggiungendo il male, il carnale. Lui sa, ma che in questa mattina noi possiamo chiudere la bancarella di negozio, noi possiamo fare come Gesù ha fatto nel Tempio, ha messo capovolta le bancarelle, i venditori, i commessi, andatene via, perché qui non è luogo di commercio, qui è casa del mio Padre, è luogo santo. Fratelli, oggi che possiamo prendere posizione e dire alla nostra carne, via, chi comanda è lo Spirito Santo, non sono aperto a negoziazione. Ma se c'è una banchina, un tavolino, lui saprà che qualcosa c'è lì. E noi molte volte stiamo mettendo opportunità per negoziazione quando non siamo forti spiritualmente. Quando dico forti, dico dipendenti di Dio completamente per rifiutare la proposta del nemico. Questa settimana ho sentito
una persona che mi ha detto: pastore, questa proposta è irrecusabile. Mi ricordo un giorno che sono andato con un fratello a vedere un terreno per comprare per la chiesa là in Brasile, e quando siamo arrivati il fratello mi ha detto: sa cosa? Pastore, è di Dio questo negozio. Contento, non bisogna nemmeno pregare. Io ho guardato lui così, ho detto: perché tu hai detto così? No, perché il terreno è grande, il prezzo è buono, bisogna pregare? Non bisogna nemmeno pregare. Questa è già risposta di preghiera. Fratello. Dopo il terreno era di famiglia, che uno non voleva vendere, che quello che voleva vendere, e dopo il documento sarebbe un problema per avere, una confusione, potevamo dopo perdere anche quello che abbiamo pagato. E né tutto, dice la mia mamma, né tutto che brilla è oro. Alleluia, fratelli. Balac ha proposto a Balaam ciò che era già nel suo cuore. E la proposta dello Spirito Santo oggi è: purificate i vostri cuori, lavate i vostri cuori, andate al sangue e spargete il sangue, purificate i vostri vestiti nel sangue dell'agnello. Perché nella nostra vita non ci sia negoziazione con il nemico, con chi non vuole il bene del popolo di Dio, con chi non è di Dio, con chi non viene da Dio, perché non esiste comunione fra le tenebre e la luce, non c'è comunione, fratelli. La Bibbia dice che, per finire, Balac mandò di nuovo dei principi. E in quel momento, cosa ha fatto Dio? Ha permesso. Ha permesso. Ha detto: vai, soltanto tu dirai quello che io ti dirò da dire. C'è proprio una confusione qua. Come Dio permette che Balaam vada, e dopo la parola dice nel versetto 22: ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato. Signore, stai scherzando con me? No, non sto scherzando. Ma ti ho detto già di no, ma tu insisti. Questo è chiaro, ma tu insisti ancora. Vuoi andare? Vai. Tu vuoi? Vai. E molte volte noi pensiamo che siamo sulla via di Dio, perché Lui ha permesso. Lui mi ha permesso, sono qui. Quando noi diremo una cosa, che o Lui ha permesso o Lui ha voluto, perché ha permesso perché volevamo noi, ma ha voluto, voleva Lui. Abbiamo imparato? Quando Lui permette, abbiamo voluto noi, ma quando Lui vuole, ha voluto Lui. E a volte noi diciamo: Signore, io voglio la tua volontà. Tu vuoi la mia volontà, ma la mia volontà c'entra rifiutare
chiudere la porta, rifiutare l'offerta col nemico. Ci sono cose oggi che Dio ci sta proponendo. Se tu vuoi vivere la volontà di Dio, ci sono cose che Dio ci sta proponendo oggi di non negoziare, di non essere aperto. È meglio che tu sia un luogo chiuso, come dice Salomone alla Sunamita, tu sei un giardino segreto, tu sei una fontana, una fontanella sigillata, oh amata mia. Era lui dicendo, nessuno ti ha toccato, nessuno ti ha visto, nessuno sa cosa c'è sotto tutti questi vestiti, perché tu si sei mantenuta fino adesso, preservata fino adesso. E la parola dice che a chi vincere, chi andrà fino alla fine, perché meglio dell'inizio è la fine. Ci sono amicizie che cominciano belle, con gioia, con sorriso, ma finiscono in litigio e finiscono in inimicizia. Ma fratelli, meglio non è l'inizio, è la fine. E per arrivare alla fine ci vuole perdono, ci vuole amore, ci vuole pazienza, ci vuole perseveranza, ci vuole di nuovo perdono, ci vuole dialogo. Per cominciare basta piacere, è vero o no? Mi piace questa ragazza, è così o no? Ma la ragazza diventerà vecchia, il ragazzo diventerà vecchio. Mi piace questo ragazzo perché c'è un buon lavoro, può perdere il lavoro, sì o no? Mi piace questo ragazzo perché è forte, può diventare debole, avere una malattia, è vero o no? Tutto cambia, ma il Signore dice, però io il Signore non cambio. Tutto cambia, ma io Dio no. Io il Signore non cambio, sono immutabile. Per cominciare ci vuole piacere, e uno piace, mi piace. A volte arrivano persone qua, ho visto già tanti, mi piace molto questa chiesa, questo ministero, vedo che è serio. Ho detto, fratello, fa così, prima tu vedi, partecipa, vieni, dopo tu parlo. Ho detto a diverse persone, prima di fare parte qua, ci sono diverse chiese in Firenze, vai nelle chiese, vai a visitare, vai a vedere, scegli, perché quella che tu sceglierai, che Dio ti guiderà a essere, là tu crescerai, cresci lì. Se è qui, cresci qua. Perché io sono credente della stessa chiesa tutta la mia vita. Ma non è perché è perfetta, perché la chiesa è la chiesa delle persone, che Dio è il capo, ma il corpo è fatto dai membri che sono umani, e questi membri sono fallibili, si ammalano, falliscono, sbagliano. Quindi c'è imperfezione, ma la perseveranza per arrivare fino alla fine dobbiamo avere quando abbiamo consapevolezza, certezza di ciò che Dio vuole nella nostra vita, della sua volontà. Nonostante tutto questo, ma io so che Dio mi vuole qui. Nonostante tutto questo, ma io so che Dio mi vuole qua. Nonostante tutta la situazione, ma io so che Dio mi vuole qua. Allora cresce, perché in Dio c'è crescita, c'è benedizione e c'è compimento di parola. Balaam invece ha negoziato sapendo che non poteva fare quello, sapendo che non era possibile maledire ciò che era benedetto da Dio, a punto di un animale fermarlo. Ci sono persone che saranno fermati dagli animali. Sa qual è la congettura di questo? Non è che verrà una bestia
boom, no, ma perché il Signore sa come operare. Il Signore sa come fare nella nostra vita. E il profeta, che doveva parlare ciò che era di Dio, ha sentito ciò che era di Dio da bocca di un asino, di un animale. Che vergogna, no? Che vergogna per quel profeta. Ma il Signore hoje te está chiamando e dicendo: guarda, tu sei um consacrato. Tu sei una consacrata. Non negoziare ciò che non è negoziabile. Non intraprendere strada volendo arrivare o avere delle risposte o delle cose che io ti posso dare. Perché quello che ha proposto Balac a Balaam, Dio aveva ou não per darlo? Salmo 24 dice che del Signore è la terra e tutto che è in essa. Dio ha tutto che il mondo ti propone. Dio ha tutto che il mondo ti propone. Quello che il mondo dice ti propongo, Dio dice io ho ancora di più. Il mondo ha, ma ha limitato. Io ho, ma il mio è illimitato, perché io sono padrone di tutto. Alleluia! Il Signore ci sta chiamando a rendersi a Lui, alla sua volontà. Ma se tu vuoi seguire strada, Lui permetterà. Ma non ti pentire quando in mezzo alla strada l'asina ti fermerà. Non ti pentire quando in mezzo alla strada l'asina ti stringerà il piede e ti farà male. Non ti permetti che alla metà della strada l'asina ti faccia vergogna. Perché Dio permette molte cose nella nostra vita perché noi insistiamo, ma non è la sua volontà. È perché Lui permette. E abbiamo dei danni, pesi, e la benedizione di Dio non è peso, non è peso. La Bibbia dice che la benedizione di Dio non aggiunge dolore, ossia è leggera. Dio non ti darà una cosa pesante, no, Dio ti darà leggero perché sa che tu puoi gestire. Le cose pesanti abbiamo scelto noi. E adesso cosa fare? La Bibbia dice che nella terza volta la strada è rimasta ancora stretta, che non aveva possibilità di ritorno. Ci sono persone oggi che si trovano in questa strada. Vogliono ritornare, ma non possono. Tu hai voluto così? Allora tu vai in questo stretto. Però sappi che tu non dirai né farai quello che tu vuoi. Che alla fine io interverrò. Ha guadagnato qualcosa? Balaam ha guadagnato qualcosa? Niente. Ha fatto la strada? Anzi, ha danneggiato il piede? Si è vergognato perché l'asina ha parlato a lui? Un profeta sentendo l'asina parlare con sé? Ci sono persone che si stupiscono, ma un animale ha parlato con me. Quella era vergogna, era per dire tu sei un profeta e non senti Dio, non hai visione, non hai direzione. Quindi nella strada che ha intrapreso Balaam ha avuto danno, vergogna,
non poteva più ritornare, doveva seguire. Perché? Perché alla fine non avesse nessun guadagno. Perché nella volontà permissiva di Dio non c'è guadagno, ma nella volontà sovrana di Dio c'è guadagno, c'è vittoria, c'è benedizione, c'è abbondanza. Alleluia! Prega oggi dicendo: fa, Signore, la tua volontà in me. Fai, Signore, la tua volontà in me. Soltanto farai ciò che io ti dirò. Applaca, Signore, la tua ira su di me. Io riconosco che ho sbagliato. Riconosco, Signore. Signore ti sta chiamando a tornare alla dipendenza. Sia un dipendente, ma non della droga, non di una persona, sia dipendente di Dio. Perché tu puoi gestire la tua abilità come gestiva Balaam il suo ministero profetico, ma la parola è la stessa: senza di me non potete far nulla. Tu hai bisogno di Gesù, io ho bisogno di Gesù. Per più che un predicatore studi, parli tutte le domeniche e sembra che sia automatico, tanto sono già abituato, non può diventare abitudini. La dipendenza di Dio non è diventare abitudini, ciò che sembra normale della nostra vita. Dobbiamo capire sempre che dipendiamo dal Signore. È il pane, Signore, tu mi hai dato, grazie. È lo stipendio quando arriva, grazie, Signore. È questa bolletta che ho pagato, grazie, Signore. È la decima che ho consegnato, ecco, Signore, grazie perché ho potuto essere fedele a te, Signore. Tu mi hai aiutato a vincere, perché è una battaglia. La volontà di Dio è una battaglia, perché è contro carne e lo spirito. Ma che possiamo dire oggi: Signore, fai in me la tua volontà, la tua sovrana volontà, perché non voglio essere come il mondo, non voglio essere aperto a negoziazione. Sia onesto con Dio. Finisco dicendo a noi che dobbiamo essere onesti con Dio. Puoi dire amen? Celebriamo la cena del Signore. No, Signore, tu sai che io ho sbagliato, ma perché mi ha fatto parlare così. Ho sbagliato per causa di Tizio, di Caio, di Pietro, di Giacomo, di Marco e di Giovanni. No, Signore, ho sbagliato davvero. Perché abbiamo imparato ieri: onestà è trasparenza, equità e coerenza. È dire quello che è. Come è il tuo nome? Sono Giacobbe. Davanti al Signore, chi sei? Non è davanti a uno che tu fai l'educato. Perché ha detto la mia mamma che abitudini di casa va alla piazza. Uno che fa a casa farà in piazza. Per più che si trattenga, in un momento dimostrerà quello che è. È vero o no? L'aggressivo sarà aggressivo finché il Signore lo trasformi e che essi si permetta essere trasformato. È qui dove troviamo Gesù, che ti ha scelto nonostante il tuo cuore è così, che mi ha scelto nonostante ho intrapreso strada secondo la mia volontà che ha permesso Lui. Fratelli, davanti al Signore, che possiamo arrendere oggi
dicendo: Signore, è questa la verità, la realtà. Verità è il fatto, ossia è oggi, Signore, che voglio che tu capisca il fatto della mia vita. Se tu sei bugiardo, di a lui: io sono un bugiardo, ma non voglio essere più. Io ho problemi con questo, Signore, io ho problema con questo. Signore, io ho problema con soldi, io ho problema con le bevande, con l'alcol. Signore, io ho problema con le donne. Signore, io sono invidioso, bugiardo. Diglielo. Perché qui c'è una linea che siamo tutti in essa, è la linea della grazia che ci fa uguali, e non c'è peccato grande né peccato piccolo, siamo tutti peccatori, ma lui ci chiama al ravvedimento. L'ira di Dio si è accesa contro Balaam, ma nonostante la ira di Dio è accesa, il Signore ha trattato lui con misericordia. Dio non piace quello che tu stai facendo, perché lui abomina il peccato, ma ama il peccatore. È questo il suo sacrificio, è questo che celebreremo oggi, non la scena dei perfetti, ma la scena del Signore che è perfetto e che perfeziona tutti che vogliono, che si consegnano. Questa è la scena di quelli che dicono: Signore, io sono storto, ma voglio essere messo dritto. Lavora in me. Prega, curva il tuo capo e prega al Signore, dicendo: Signore, lavora in me. Padre, nel nome di Gesù, siamo qui nella tua presenza e vogliamo dare gloria al tuo nome di questo messaggio che ci hai dato stamattina. Signore, Balac ha visto nel popolo tuo te, e nonostante ha visto, Signore, te, voleva combattere contro questo popolo, voleva diminuire quel popolo, voleva indebolire quel popolo per poter combattere contro di loro, perché sapeva che nella forza che avevano loro erano invincibili, ma non la forza che avevano in sé, ma nella dipendenza che avevano in te, e quella dipendenza li faceva forte. Israele era forte perché dipendeva di Dio. Era nel mattino la manna che loro mangiavano e vedevano e raccoglievano, dipendendo dalla provvidenza di Dio. Era la colonna di fuoco di notte che li proteggeva dal freddo. Era la nuvola di giorno che li proteggeva dal sole. Signore, la tua parola dice che quel popolo dipendeva, e noi, Signore, purtroppo abbiamo perso la dipendenza e abbiamo intrapreso strada diversa di Israele. Mentre il popolo dipendeva da te, Balaam, essendo profeta di Israele, ha voluto negoziare, o meglio, è stato aperto a negoziazione. Ma oggi, Signore, dinanzi a questa parola, vogliamo chiederti che tuo Spirito lavori in noi, pulendo i nostri cuori, perché in noi non ci sia né breccia, né porta, né opportunità per Satana venire a negoziare. E se viene a tentarci, Signore, la tua parola dice, Signore, che tu non permetti che lui ci tenti oltre le nostre forze, ma, Signore, che oggi possiamo alzarci nella dipendenza di te, dire a lui: non è soltanto di pane che vivrà l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Non è il re, non è il potere che cerchiamo, ma è il re che cerchiamo, è il re che vogliamo, è il re che desideriamo, perché i re passano, ma il nostro re è eterno.
Signore, lavora nella nostra vita. Togli la durezza dei nostri cuori. Fa, Signore, ciò che noi non possiamo fare e glorifica il tuo nome oggi, Signore, nella vita di ciascuno di noi. Ti prego, Signore, secondo questa parola, che possiamo vedere la tua gloria in ogni cosa, in ogni momento, in ogni tempo, in ogni situazione, in ogni storia, e che possiamo non insistere, ma che possiamo, Signore, arrenderci alla tua volontà. Non è un vento, non è una voce che ci farà andare o seguire strada, no, ma è la tua voce. Perché non vogliamo essere confusi dai venti, dai sinonimi, perché ci sono cose che sono sinonimi, ma non è la parola. Tu sei la parola. Alleluia! Signore, ti prego stamattina che in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni cuore, in ogni persona singola oggi, Signore, possiamo tutti noi mettere i nostri cuori come altare tuo e servire questo sacrificio della nostra vita dicendo: fai in noi la tua volontà, purifica la nostra vita, Signore. Noi vogliamo, Signore, la tua volontà, perfeziona ognuno di noi, perché la tua gloria sia visibile non solo in mezzo a noi, ma che tutti sappiano, considerino e riconoscono che la mano dell'Eterno ha fatto questo. Spirito Santo, lavora in noi, siamo opere nelle tue mani. Tu sei il vasaio. Nel nome di Gesù ti prego. Nel nome di Gesù. Amen. Oh Signore, tu mi salvasti dal mondo dove vivevo. Mi copristi col tuo sangue. Mi riempisti della tua vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Oh Signore, tu mi salvasti dal mondo dove vivevo, mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita, vita eterna tu mi hai dato, alla croce quando moristi, quella croce su Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, celebriamo la cena del Signore. Mettiamoci in piedi. Vorrei invitare i diaconi, gli operai per servire la Chiesa e adoriamo al Signore stamattina. Tu hai ricevuto questa pozione? Non è facile, no fratelli? Non è facile, ma non è impossibile. Io so che molte volte noi diciamo io voglio sentire, io voglio, e ci sono tante persone cercando sensazioni, ma il Vangelo non è sensazione, il Vangelo è vita nuova. Amen? Io non sono preoccupato se tu non hai sentito una sensazione,
perché non ho sentito brivido, non ho sentito... Non importa, a me non interessa se tu non hai sentito brivido o niente. Io voglio che tu senta la parola, perché è la parola che trasforma. Brividi passano. Un brivido passa. Un brivido, anche un vento causa il freddo, no? Ma la parola rimane in eterno. Amen? Gloria a Dio. Quindi preghiamo per il pane e per il calice, consacrando al Signore. Perché consacriamo al Signore? Perché è pane e è vino. Noi consacriamo perché questo atto è un memoriale, e noi consacriamo non per diventare corpo e non per diventare sangue. Noi consacriamo per simboleggiare, si dice così, che sia il simbolo del corpo e del sangue di Cristo. Sono i simboli. E questi due simboli, in questo momento, dopo la preghiera, rappresentano il corpo e il sangue del Signore. Dopo continuano come erano, ma in questo momento, se uno, come Paolo ha detto, mangia e beve indegnamente, mangia e beve giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Non è il pezzo di carne di Gesù, ma è la memoria del sacrificio di Gesù per sé. Quindi la parola dice che nella notte in cui fu tradito, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Nello stesso modo ha preso il calice, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: bevetene tutti, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che faccio con voi. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Amen? Preghiamo. Signore, in questo momento vorrei, Padre, consacrare il pane e il calice. Oh Signore, nel tuo nome, Gesù, ti prego la consacrazione di questi due simboli per l'atto di fede e comunione della tua Chiesa, che attende il tuo ritorno, che attende il tuo glorioso ritorno. Ma mentre siamo qui, noi celebriamo questa Pasqua ricordando come memoriale del tuo sacrificio che hai fatto per noi, per la remissione del peccato. Signore, tu hai redento la nostra anima e ti prego di rigenerarla fino al tuo ritorno, perché possiamo essere con te. Dove tu sei, possiamo essere anche noi. Consacrali nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi un attimo, lodiamo al Signore, e mentre lodiamo si servirà la Chiesa. E aspettate per fare insieme. Alleluia. Saluto a tutti con la pace del Signore. Lodiamo con una lode del nostro libro. Alleluia. Il numero 633. 633. Tutti noi insieme, amen? Facciamo un bello coro. Morì per me. Morì per me. Morì per me. Gesù, Gesù. Morì per me.
ressuscitou. Ei, vive em mim. Ei, vive em mim. Jesus, ei, vive in me. Ritornerà? Ritornerà. Ritornerà. Chi lo aspetta canta? Gesù, Gesù ritornerà. Alleluia. Alleluia. Gesù, Gesù. Alleluia. Ritornerà? Ritornerà. Noi ti aspettiamo. Ritornerà. Gesù, Gesù ritornerà. Alleluia. In piedi, fratelli. Che questo pane e che questo calice sia salute per la tua anima, sia rinforzo della tua anima, sia salute per il tuo corpo, perché in questi due simboli abbiamo una promessa che ha detto il profeta Isaia anche per il nostro corpo, perché ha detto, ha portato su di sé le nostre malattie. Tu puoi essere guarito oggi, qui, adesso, ma non è per la potenza del vino e del pane, ma del sacrificio di Gesù. È il nome che è al di sopra ogni nome. Quindi la Bibbia dice che Gesù ha preso il pane, lo spessò, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli e ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Partecipiamo del pane, simbolo del corpo di Cristo. Glória a tuo nome, Signore. Glória a tuo nome, Signore. Alleluia. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese il calice, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli e ha detto: prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che faccio con voi. Fate questo in memoria di me, in memoria di Cristo nostro Signore. Oh Signore, ti ringraziamo. Ti diamo gloria, Signore. Grazie di tutto quanto hai fatto per noi. Dacci, Signore, rinforzo nell'anima, guarisce il nostro corpo fisico. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego, sia con noi
finché possiamo perseverare fino alla fine per ricevere la corona della vita e essere con te in eterno, Signore. Ti prego, benedici la tua Chiesa, il tuo popolo, oggi e sempre. Amen. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amém. Fratelli, oggi io presenterò il terzo figlio di Erwin. È pari Erwin, Lucas e chi? Nella quantità. E Daniele. Allora, chi sta devendo, chi ha un debito, Denis e Liana, avete un debito di un bambino. Neuma e Wallace, 2 bambini. E Lamara, 2 bambini. Dobbiamo, se voi dormite, Lucas fa altre 2 per... Io vedo già la fascia di Erwin che vuole già un altro. Altre 2, perché così mette pari chi sta devendo. Paga il debito di chi non ha. Comunque, io sto devendo i miei 5, ma andiamo avanti. Vorrei invitare qua Erwin e la Caterine con il nostro nuovo fratello Gael Emiliano Hernandes Rodrigues, figlio di Erwin Antônio Hernandes Mejia, come si dice? Mejia, e Caterina Emília Rodrigues Dias, nato il 2 gennaio 2026, e è stato presentato al Signore d'accordo con l'insegnamento della parola di Dio in Luca 2, 27 al 29, secondo la dottrina, l'abitudine cristiana evangelica. Firenze, 1 febbraio 2026, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria Italiana. Qui c'è il certificato che è provvisorio, perché, guarda, lo rifaremo per bene, perché pensavamo di avere la carta e abbiamo sbagliato. Però abbiamo fatto, nonostante questo, che è un provvisorio, dopo si cambia. Va bene? Io non so se restituisco, perché guarda, che cicciottello meraviglioso. Però ho un discorso lungo da dire. La Bibbia dice che a chi è dato di più è richiesto di più. È vero o no? Il Signore vi ha dato figli e questi figli non sono vostri, è un prestito. E dovete insegnare loro la via del Signore. Dio vi ha affidato, è in custodia vostra, ma non è vostro. E quindi curarli, perché appartengono al Signore. Quando cresceranno, rimarrà voi 2, ognuno farà la sua famiglia. Perché ci sono persone che dicono: perché mio figlio è tutto per me. No, tutto per te è Dio e tuo marito. Tuo figlio è un amore. E ci sono persone che dicono: no, ma marito si cambia, figlio no, marito non si cambia. Questo è il mondo che dice.
il marito anzi è carne della tua carne, tuo figlio diventerà carne di un'altra carne, che non sarà più la tua. Capito? Ma siete voi due carni della stessa carne, quindi crescete loro e fra un po' loro avranno la loro famiglia e seguiranno la loro strada, perché dopo che i figli vanno via rimangono due vecchi che non si conoscono, non si amano, non si vogliono bene e hanno fatto tutta una strada solo per un impegno familiare. No, il tuo impegno principale è con lei e il tuo impegno principale è con lui. Siate fedeli uno agli altri, amatevi intensamente, mettete tutti in un'altra stanza e namorate senza fermare, solo nel giorno della santificazione. Non capisce niente. Ma è vero o non questo che sto dicendo? Se fosse un altro non poteva dire, perché non è il pastore, ma io posso dire questo. E devo dire, devo insegnare alla Chiesa. Perché loro cresceranno. Tu devi essere bella per lui, tu devi essere bello per lei. Ah, perché i figli mi tolgono il tempo. Oh, attenzione, mi raccomando che questo tuo compito, fai questo, perché tu devi essere pronta per lui e tu pronto per lei. I figli si gestiscono, ma non può essere un incidente al matrimonio. Perché i figli sono benedizione, non un problema al matrimonio. Amen? Non ho figli, ma ho la parola che mi insegna a insegnare a chi ha figli. Amen? Perché la parola mi dà autorità per insegnare. Quindi pazienza con loro e insegnate loro. Il modo migliore di insegnare, fratelli, prima di tutto è essere. Essere. Quello che tu vuoi che tuo figlio sia prima te. Se tu vuoi verità dal tuo figlio, sia tu vero, sincero, onesto. A volte, dicevo proprio agli uomini, a volte ci sono persone che dicono bugie davanti ai figli, che i figli stessi condannano i genitori, perché fanno. È vero o no? Si vede sulla faccia del bambino che quello che il genitore sta dicendo non è vero. Come ci sono anche cose che il marito dice che la moglie fa. È vero o no? Ma ci sono cose che le mogli dicono che i mariti dicono. È vero o no, fratelli? 28 febbraio, nosso incontro di coppia. Amen? Nessuno può mancare. 28 febbraio, faremo diverso. Faremo qua a Firenze l'incontro di coppia. 28 febbraio alle 18h30. Quando finiamo qua, non ci sarà da mangiare qui, perché noi andiamo è qui davanti, in questo negozio qua, come si chiama? Sushi? È un sushi. Io parlerò con loro per vedere se il prezzo cala, ma sembra che è 19 euro la testa. Libero. Quindi chi può partecipare si permetterà una notte romantica con sua moglie o con suo marito là con noi. Invece chi non partecipa della preghiera dello studio qua e dopo arrivederci e si mangia dove volete. Va bene? Perché non posso promettere niente di questo. Ok? Quindi 28 febbraio, incontro di coppia qua a Firenze. Nessuno può mancare perché piccante, come la pasta con alho, óleo e peperoncino. È buono o no, Fausta? È proprio napoletana, no? Glória a Dio. Facciamo una preghiera per questa famiglia che è nel mio cuore. Preghiamo per questo bambino. Gael Emiliano. Guarda com'è meraviglioso. E quando piange è meglio ancora. Perché io quando il bambino è molto silenzioso, io disturbo per farlo proprio. No, svegliati, vai.
ero in ospedale con Anthony e dicevo svegliati, svegliati, e passavo il dito così sulla sua faccia, sull'occhio, per farlo svegliarlo. Preghiamo per Emiliano, consacrando al Signore. La Chiesa riceve questo non membro, perché lui sarà membro quando sarà battezzato, ma riceve questo fratello, perché è un compito anche nostro, crescerlo, amen? Insegnarlo, pregare per lui, amen? Preghiamo. Signore, in questo momento siamo qua nella tua presenza e vorrei, Signore, presentare te, Gael Emiliano, che è figlio di Erwin e Caterine, e oggi, Signore, davanti alla tua Chiesa e davanti a te, Signore, noi in questa abitudine che abbiamo, conforme la tua parola, vogliamo presentarlo come un servo tuo, come promessa tua, e ringraziarti, Signore, per la sua vita e per tutto ciò che tu hai fatto fino adesso. Ti presentiamo perché cresca nella tua presenza, perché sia, Signore, insegnato secondo la tua parola e che sia prospero, Signore, in ogni cosa, che il tuo nome sia glorificato e sulla sua vita, Signore, tu possa regnare. Ti prego che tramite lui tu possa operare tantissimo e che il tuo nome sia glorificato, Signore, nel suo quotidiano, nella sua vita e nel suo futuro. Ti presentiamo e ti consacriamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È svegliato? Ah, oh, qui è svegliato. Si senti? Qui il certificato provvisorio. Noi facciamo una preghiera ancora per una bambina Antônia che è in terapia intensiva, e preghiamo per Giuseppe, fratello di Scandisci, il marito di Ivanete, che sta aspettando un rifeto e farà una risonanza magnetica il 5 febbraio. Anch'io avrò questi giorni degli esami importanti. Preghiamo per Esmeralda, perché stiamo anche affrontando un pochino di problemi con la salute. Grazie a Dio Maurizio è già ripreso, 70%, sta già dando noia. Dani, sta già dando noia? Allora si è ripreso. Quindi facciamo questa preghiera e ringraziamo anche per il cibo. Felice per la vita di Adele che è qua con noi. Gloria al Signore. Nardi, che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Preghiamo, fratelli, preghiamo per finire e consacrando anche quello che mangeremo. Vorrei dire e ricordare che noi, l'Agape, avremo solo la domenica della Santa Cena, della Cena del Signore. Quindi tutti noi dobbiamo organizzarci per nella domenica della Santa Cena preparare un qualcosa per portare, perché l'Agape vuol dire condivisione. Quindi avremo un mese per organizzare, perché stava diventando pesante. E per questo abbiamo deciso di fare così. Ho detto, non dovete dare colpa a nessuno, prendete con me, perché ho deciso io di fare così. Finché non avremo una persona apposta che gestisca la cucina e prepari tutto, non posso fare io tutto, né caricare quelli che già fanno tanto con me a fare questo. Quindi solo la domenica della Santa Cena, e ognuno porta una cosa, un pane per antipasto,
formaggio, gli affettati, un sugo per fare una pasta. La pasta si può fare qua, ma preparare un sugo, portare una carne, patate, queste cose, e si porta e si mangia tutti insieme. Amen? Las pupusas. Preghiamo ringraziando il Signore. Mirand, grazie che sei venuto. Fausta, che Dio vi benedica. Felice che è tornata la nostra missionaria dirigente Antonella con la mamma, gloria a Dio. Erano in Brasile e sono tornati per la gloria di Dio. Ringraziamo il Signore. Chi è felice con Gesù dica amen. Gloria al Signore. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti di questa mattina benedetta nella tua presenza. Continua con noi, dacci la tua grazia, guidaci in ogni cosa, che tu possa essere con noi, Signore, durante questa settimana. Vogliamo consacrare questi giorni e tutta la nostra vita a te. Ti preghiamo, Signore, anche per questa bambina Antonia, Signore, che tu possa assisterla in questa terapia intensiva e che tu possa, Signore, mandare via lo spirito di morte, portando a lei, Signore, salute per la tua gloria. Nel nome di Gesù ti prego anche per Anthony, che sia ripreso e possa, Signore, seguire nella tua presenza, crescendo in grazia e in conoscenza. Ti prego anche, Signore, per Esmeralda, che tu possa aiutarla e che il tuo nome sia glorificato, Signore. Porta, Signore, soluzione e che tu possa darci, Signore, vittoria per la tua gloria. Ti prego anche per Giuseppe, che lui, Signore, questi giorni che farà questi esami, possa essere, Signore, assistito da te e che la diagnosi, Signore, non sia quella che i medici aspettano o quello che abbiamo paura che sia, ma la parola dice che noi, Signore, siamo più che vincitori in te, e se è la spada o se è il porvì, niente ci allontanerà del tuo amore. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego, continua con il tuo popolo, continua con ogni famiglia. Dacci, Signore, la tua benedizione e sia con noi oggi e sempre. Nel nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti oggi e per sempre. Diciamo amen? Amen. Che Dio vi benedica.